Amici bellini, è arrivato il momento di accendere la vostra fantasia oppure di spegnerla, nel senso che io vi dirò delle cose di mercato, tra cose plausibili, tra idee mie e cose, rumors che usciranno al 100%. Qualcuno già li abbiamo indovinati, ovviamente è facile ipotizzare cosa diranno, ma cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, benvenuto Armando Russolillo. Ho detto bene, Russolillo, sì. E lasciate un like perché vi state dimenticando i like. Lo so, che vi devo fare? Ve lo devo dire così, Vi siete dimenticati i like. Dai, perché stanno arrivando pochi. E ringrazio tutti i nuovi iscritti, tutti quelli che decideranno di iscriversi. Sarà un'estate calda, dobbiamo stringerci, però il distanziamento, però fa caldo, però stringiamoci. E non lo dico mai nei miei video perché pare brutto, però a tutti quelli che sono iscritti al canale Telegram ho mandato un video specifico per spiegare la situazione degli abbonamenti al canale. Ci sono in questo momento due livelli, gli abbonati, gli amici bellini e gli amici bellini di Spotify. Cambio tutto, gli amici bellini secondo livello hanno il gruppo Telegram, cambio tutto, ho creato adesso, e amici, gli abbonati bellini, un solo livello, a disposizione il gruppo segreto Telegram per tutti gli abbonati bellini. Quindi tra una settimanella più o meno cancellerò gli altri due livelli, quindi chi è abbonato bellino, insomma vabbè, se volete più dettagli contattatemi in privato, sapete come fare e vi spiego tutto. Allora, andiamo un pochino alla lavagnetta, perché bisogna farle alla lavagnetta queste cose qua, ragazzi. Amrabat, che non voglio più, perché Amrabat potrebbe essere un'idea di mercato, ma ormai se lo accolla Gattuso. Signori, vedete, questa è la formazione. Questa non è la formazione del Napoli già 21-22. Questi sono i giocatori che abbiamo e che magari, facendo quei due sacrifici importanti, questi sono quelli che ti rimane. Facciamo un discorso un pochino serio perché devi vendere qualcosa per poter fare mercato, e devi fare mercato, non puoi rimanere come sei perché ci sono delle lacune che andiamo a sviscerare. Allora, ovviamente in porta io posso anche ipotizzare la conferma di Meret, anche se il portiere giovane ha mercato, quindi in teoria se il Napoli volesse veramente fare cassa potrebbe far cassa anche con Meret, che sono sicuro che ha mercato. Magari punti su Ospina, ti compri un giovane che fai crescere dietro Ospina e puoi far fare altri 2 anni Ospina, che però si infortuna molto, ricordiamocelo, quindi il giovane deve essere già pronto. Si parla di Sepe, ma perché si parla di Sepe? Che il Napoli ha venduto, il Napoli lo dovrebbe ricomprare dal Parma, non ha senso, quindi andiamo avanti, lasciamo Meret. Però questa è la situazione dei portieri. A destra Di Lorenzo è ovviamente confermatissimo, però perdiamo Yusai a 0. Che cosa succede? Succede che prima di tutto torna Malquit, quindi la prima cosa che dobbiamo considerare sono i giocatori che già abbiamo e dobbiamo vedere se Spalletti li considera o meno. Torna Malquit, dopodiché la voce D'Ambrosio è concreta, sapete perché? Perché D'Ambrosio è free sul mercato, il contratto suo con l'Inter scade nel 2021, quindi è fattibile fare un'offerta dove non devi contattare nemmeno l'Inter, gli devi solo offrire l'ingaggio, devi parlare di diritti d'immagine perché D'Ambrosio è un giocatore che ha sponsor eccetera eccetera, conosce molto bene l'allenatore napoletano. Probabilmente, secondo me, lui ci farà un pensiero, se il Napoli ci sta facendo un pensiero, perché è una voce che esce automatica con il nome di Spalletti. Vediamo un pochino. Io, se lo chiedete a me, a fianco a Di Lorenzo ci metterei Singo del Torino senza neanche parlarci proprio. Se non ci parli con Singo, lo compri, gli stringi la mano e te lo metti là, ma senza proprio problema, perché è giovanissimo, perché tiene corsa, tiene qualità, fisicità, ma proprio il primo acquisto da fare sarebbe quello. Dopodiché io quel tacchino parla chiaro, però cerchiamo di andare ruolo per ruolo perché altrimenti usciamo pazzi. Manolas, credo che non ci siano dubbi sulla conferma. A fianco a lui c'è Rachmani, ovviamente perdiamo Maksimovic free e va bene. Dopodiché, ragazzi, c'è da capire la questione K2. Se K2 resta, allora tu metti Rachmani qua e K2 lo metti titolare qua, no?
ma mi sembra evidente, K2 e non si discute, e devi solamente comprare un sostituto qua. Ricordiamo che tornerà Luperto, lo so, questa cosa non vi fa piacere saperla, ma comunque per la difesa io faccio dei nomi che abbiamo visto nel breve. Uno potrebbe essere proprio Gunther dal Verona, perché ha veramente limitato moltissimo Osimhen ed è stato anche protagonista di quel lancione che ci ha fregato tutta la stagione, quindi un minimo di qualità di impostazione ce l'ha dimostrata. Ricordiamo che il lancio preciso ce l'aveva anche Paolo Cannavaro, quindi un lancio non fa primavera. Ho visto pochissimo di Gunther, ma lo possiamo mettere qua. Se Koulibaly resta, se Koulibaly non restasse, facciamo una cosa, io cancello Koulibaly e scrivo Tanganga. Sì. E invece di Gunther metto Lovato, perché poi uno comunque lo devi comprare e ti pigli un giovane. Tanganga, ragazzi, difensore del Tottenham, cresciuto dalle giovanili del Tottenham, compriamocelo noi prima che se lo compra Mourinho alla Roma. Punto, l'ho detto. Ciao. Dopodiché è chiaro, non è uno che imposta, serve uno che si viene a prendere il pallone, perché tra questi due non abbiamo buoni piedi. Forse Lovato è meglio tra questi quattro, però Tanganga, giovanissimo, capacità incredibili, grande fisicità, può giocare anche terzino, prima che se lo prende Mourinho, lo dico così, altrimenti insisto, bussiamo di nuovo all'Arsenal. Gabriel probabilmente voleva venire se non ci fosse stato l'Arsenal. Questo in caso di cessione di Koulibaly, una trentina di milioni minimo devono arrivare, nemmeno più di tanto in più, probabilmente quella sarà la cifra. Vedi se ti puoi andare a prendere Gabriel. Se tu fai Koulibaly via 30 milioni, dentro Gabriel 30 milioni, io sono con te, per me è una grande operazione di mercato. Andiamo avanti. Mario Rui, signori, non ci piace, lo cancelliamo. Credo che non piaccia neanche credo che non piaccia nemmeno a Spalletti, e qua possiamo aprire una storia incredibile. Questo video diventerà lungo, non fa niente. Allora, è ovviamente facile dire Emerson Palmieri, no? È facile dire Emerson Palmieri perché lo conoscono tutti, perché lo conosce Spalletti, perché il Napoli ci sta da una vita, ma anche l'Inter ci sta da una vita. Non importa. Ci stanno altri nomi che vi posso fare. Prima di tutto Anthony Robinson del Fulham è semplicemente un mio cruccio, perché è nazionale dell'America, però è inglese, è cresciuto nel calcio inglese, quindi il Fulham ovviamente è retrocesso, non stiamo parlando del nuovo Roberto Carlos, però è un giocatore che ho guardato molto attentamente e per me è interessante. Altrettanto interessante è Bastoni dello Spezia. Questo, ragazzi, considerando che qua come sostituto ci devi mettere sempre Gulam, perché Gulam da infortunato non lo puoi vendere, scade l'anno prossimo, quindi con noi resterà. Speriamo che ritorna subito, che ritorna integro, e quindi tu puoi pensare che vicino a Emerson o al posto di Emerson ci puoi mettere uno Bastoni dello Spezia, ci puoi mettere un Anthony Robinson, ci puoi mettere un Di Marco, che però ma tutti i giocatori del Verona, a me non sono dispiaciuti sinceramente i giocatori del Verona, però Di Marco era in prestito a Verona, il Verona ha un diritto di riscatto con l'Inter, ma probabilmente torna all'Inter, quindi si dovrà capire se ci sarà una trattativa tra Verona e Inter per Di Marco. Di Marco anche lui duttile, può fare sia la fascia e può fare anche il centrale, per questo io lo individuo come maledetti, lo individuo come possibile cosa interessante. Andiamo avanti, lasciamoli così. Piccola idea a margine: Santon, rivitalizzare un Santon che sta facendo la spola tra Inter e Roma. Spalletti, Santon, voglio proprio vedere se dopo questo video che a me esce di mattina, questa settimana, quanti di questi nomi usciranno. Voi me li scriverete nei commenti. Santon, scommessa, era tanto forte quando era giovane, dopodiché si è perso un po' per strada. Ragazzi, andiamo al centrocampo, dove non vedete Fabian e vedete Bobotka. Ovviamente secondo me dovrà avere un po' più di spazio, perché 2025 la scadenza, 25 milioni, no 2024 credo. Comunque come Demme, stesso tipo di operazione, solo che Demme ha 29 anni, il Bobotta è più giovane. Bobotta potrebbe avere spazio qui. Ovviamente tra i due, tra Bobotta e Fabian, io mi tengo Fabian che sta crescendo, ma Fabian è quello che ha mercato, quindi nel momento in cui, se lui non vuole rinnovare e si andrà a scadenza poi l'anno prossimo, questo è l'anno in cui te ne devi privare, e allora si parlerà di Vesino, ovviamente, che ha la scadenza nel 2022 come Insigne e come Santon, quindi ecco perché sono operazioni che si possono fare, però sono giocatori diversi. Vesino è più incontrista, Vesino è più mezzala, non
non è detto che non può giocare a 2, non lo sto dicendo mai che non può giocare a 2, però devi vedere quello che devi fare. Chi se la viene a prendere questa palla se la può venire a prendere Demme sicuramente, ma non può essere il solo. Non dimentichiamoci che abbiamo in questa zona anche un signore che si chiama Elmas. Elmas trequartista, Elmas mezzala, nessuno sa che ruolo fa. Elmas può essere pure che si mette lì a studiare, Elmas tiene 20 anni, non ha problemi. Se si ricomincia da capo e se li lasciamo lavorare, giocatori e allenatori, ma che ne sai? Che ne sai? Può essere anche che il ritorno possa, cioè l'arrivo di un nuovo allenatore lo mentalizza, si mette lì a studiare con un pochino di tempo a disposizione. Il problema è l'europeo, questo è il problema, che ci darà poco tempo a disposizione. Ricordiamo che torna Palmiero, ricordiamo che torna Gaetano, ritorniamo che torna Tutino, e quando torna Tutino passiamo direttamente all'attacco, dove però ovviamente ragazzi anche qui ci sono i ritorni di un as e tu li devi considerare, ma sono secondo me pedine di scambio, perché qui Ma De Paul? lo so, Perché tu lo metti in descrizione. lo so, hai ragione, ma non hai torto. Nel titolo, se no non fai views, è chiaro. Ragazzi, Rodrigo De Paul costa probabilmente una quarantina di milioni e io me lo andrei a prendere domani mattina. Se esce Fabian deve entrare De Paul, sono giocatori diversi, siamo d'accordo, però De Paul nell'Udinese si prende la squadra in mano, si viene anche a prendere il pallone. De Paul può giocare anche qua, non è detto, io ce lo metto qua, anche se è chiaro, mi pare evidente che un giocatore con le sue qualità potremmo ritrovarcelo anche qui o addirittura qua, ok? Quindi questa è la cosa. Se voi volete a De Paul dobbiamo venderci a Fabian. Fabian una quarantina di milioni ce li danno, benissimo, pigliamoci De Paul, benissimo, un giocatore con un anno in più se non mi sbaglio, quindi più o meno stiamo là, meno fisicità, ricordiamoci, più velocità di esecuzione, più dribbling. A me piace, a voi piace un po' a tutti, non piace però solo al Napoli, quindi questa è la situazione di De Paul. Dopodiché in attacco ragazzi, e la chiudiamo qui, Lozano ha segnato 2 gol con... vabbè, ma Lozano te lo puoi ritrovare anche da questa parte. Tutta la situazione dell'attacco dipende da Lorenzo Insigne. Perché? Perché se Insigne ci deve essere un incontro. Insigne non è solamente un giocatore del Napoli, Insigne è il capitano che però tra un anno va in scadenza. Insigne probabilmente farà un grande europeo e quindi qualche riflettore si potrebbe anche accendere. Dopodiché lui deve mettersi al colloquio con Spalletti e con la società. Spalletti deve capire se gli deve affidare le chiavi dello spogliatoio oppure gliele deve togliere, questa è la condizione, e Insigne deve decidere se vuole legarsi al Napoli a vita, tra virgolette, fare un altro contratto importante che lo porterà probabilmente fino alla fine dei suoi giorni calcistici con il Napoli oppure no. Insigne polarizza non solo lo spogliatoio ma anche quella fascia, perché chi viene a fare vice Insigne gioca poco, e mi rivolgo a Zaccagni. Se tu vuoi pensare di avere un asse da quella parte, un asse tutto mancino che preferisce stare a destra, non è la condizione ideale. A sinistra ci puoi schierare anche Lozano e avere una condizione tipo quella di quest'anno, che se manca Insigne per un paio di partite puoi metterci Lozano da questa parte e poi sfruttare Politano dall'altra parte. Torna Ciciretti che nel precampionato ci farà vedere 2 o 3 grandissimi gol e poi si farà comunque il giro del mondo, perché ogni volta fa così. Idem, tu puoi tenere anche Cioffi come vice Insigne, non ha veramente poca importanza se si punta su di lui. Se non si punta su di lui ovviamente ti ritrovi qualche altra cosa di soldi, non tanto perché comunque manca un anno alla scadenza. Insigne probabilmente anche avrà un valore attuale tra i 30 e i 40 milioni per me. Poi dopo voi nei commenti mi dite ma quando mai ne vale 100, ma quando mai ne vale 15? Avete ragione tutti, io non sono un esperto di mercato, questa è la situazione. Dopodiché ovviamente trovare un giocatore con le caratteristiche di Osimhen per farlo riposare non è facile, però se tu ci metti Mertens qua e se Mertens ha intenzione di rimanere, è interessante fare un parallelo tra Mertens e Totti e quindi pensare un Mertens falso 9 però non nel 4-3-3 alla Sarri, ma un falso 9 alla Totti con Spalletti, perché Spalletti l'ha fatto, Totti entrava e segnava in continuazione e quindi magari Mertens potrebbe essere invogliato a rimanere ancora per un paio d'anni, non voglio dire 2 anni anche con Spalletti, anche se però credo che anche lui sia abbastanza stanco, lo vedo proprio stanco fisicamente. Speriamo di no, perché per me lo sapete è il mio preferito e ci può dare ancora tanto. Zielinski qui secondo me è inamovibile, ovviamente lo puoi far rifiatare
fiatare con un Elmas o con giocatori simili. Signori miei, dobbiamo sempre parametrarci con gli avversari. Sono belli i nomi, la squadra è bella, però dobbiamo fare degli acquisti chiave. Non è facile, non ci sono molti soldi, post pandemia tutto a posto. Non pensiamo che Spalletti venga e si metta a telefono, perché non mi sembra il tipo. Non facciamo nomi altisolanti, Eric Lamela. Non ha tanto senso pensare a un nome altisonante in attacco, perché il Napoli l'acquisto pesante l'ha fatto l'anno scorso. Lo stesso Caio Giorgio di cui si parla è una continuazione, è una stellina, è uno di quelli che probabilmente esploderà, ma vogliono un sacco di soldi, sono in difficoltà economiche, ma abbiamo un amico bellino brasiliano e ce ne potrà parlare anche nel dettaglio più in là. Però secondo me tu puoi rimanere anche con Osimhen, Mertens e Petagna. Se Petagna viene sostituito con uno più fresco, più veloce, io sono più contento, ma alla fine tant'è. Da New York, Valerio Fluido è tutto, è il momento di lasciare i vostri commenti. Questo potrebbe essere il video più inutile della storia del canale, perché quando si parla di mercato sono tutti frasi che volano, però secondo me qualche cosa interessante l'abbiamo detta. Vediamo chi la copia. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Di poi più, dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.